Siamo allo sport, il ciclocross dopo alcuni anni di pausa torna domenica a Silvelle di Trebaseleghe, la gara di ciclocross, l'altra sera la presentazione. Arma, ma 10.000 picchetti, 10 botte a picchetto, ma mica io sono una mitraglia. Racconti di vita, testimonianze e aneddoti per ricordare chi era e quanto ha fatto per il ciclismo, soprattutto quello fuoristrada, Armando Zamprogna, scomparso nel maggio del 2011. Alla vigilia del grande ritorno della gara nazionale di Silvelle di Trebaseleghe, valida quale quinta prova del Giro d'Italia di ciclocross, arrivati a Casella d'Asolo per la presentazione di Ciao Armando, in programma domenica prossima, il commentatore della RAI Davide Cassani, campioni di ieri come Francesco Moser, talenti rampanti come Oscar Gatto ed Eva Lechner e ovviamente protagonisti di spicco del ciclocross, quali il CT Fausto Scotti e gli azzurri Luca Bramati ed Enrico Franzoi. È una gara importante, una gara storica che mi piacerebbe molto vincere. Spero di avere una buona condizione quel giorno per poter giocare le mie carte. Tocca ora al figlio Mauro dare corso ad una tradizione che non si discosta dal passato. Domenica in gara a Silvelle oltre 350 atleti dai giovanissimi agli elite e diretta televisiva su Rai Sport 2 a partire dalle 14:45.